Chi vi parla è Lucrezia Lorenzini, cerimoniere distrettuale. A nome di tutti i presenti diamo il benvenuto al nostro governatore Mariella Sciammetta, presidente eletto del Consiglio dei Governatori Multidistretto Centalto Italy. Invito ad alzarvi per ascoltare gli inni coreano in onore del presidente internazionale Yoon Chol, europeo, italiano, gli scopi del laicismo e il codice dell'etio. Saranno letti dal vice cerimoniere distrettuale Donatella Vernaccini. Organizzare, costituire e sovrintendere i club di servizio determinati Lions Club, coordinare le attività e omogeneizzare l'amministrazione dei Lions Club, creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza, essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale, materiale, morale della comunità, unire i clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca, fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l'eccezione della politica di parte e del settarismo religioso. Incoraggiare le persone disposte al servizio a servire le loro comunità senza personale vantaggio economico, incoraggiarne l'efficacia
efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell'industria, nelle attività pubbliche e nell'impegno privato. Il codice dell'etica laionistica è letto dal vice cerimoniere distrettuale, prego, Walter Marica. Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servire, perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri, essere leali con tutti, sinceri con se stessi. Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare i benefici dello spirito che la anima. Aver sempre presenti i doveri di cittadino verso la patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno vive. Prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro. Essere solidale con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti. Essere cauto nella critica, generoso nella lode, mirando a costruire e non a distruggere. Prego seduti. Presenzia il governatore del distretto 108 YB, Mariella Sciammetta. Sono altresì presenti le seguenti autorità laionistiche che vi chiedo di accomunare in un unico applauso al termine dell'elencazione. Domenico Messina, past direttore internazionale, leader di Global Action Team e Goodwill Ambassador. Salvatore Giacona, past presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108 Italy. Franco Cirillo, primo vice governatore e governatore eletto del distretto 108 YB. Maurizio G. Vilaro, secondo vice governatore e primo vice governatore eletto distretto 108 YB. Paolo Valenti, secondo vice governatore eletto distretto 108 YB. I past governatori: Vincenzo Leone, Vincenzo Spada, Francesco Freni Terranova, Salvatore Ingrassia, Gianfranco Amenda, Giuseppe Scamporrino, Francesco Amedeo Tullio. Diego Taviano, segretario distrettuale. Luciano Calunniato, tesoriere distrettuale. Lucrezia Lorenzini che vi parla. Il presidente distretto Leo, Gloria Caristia. I coordinatori distrettuali: GLT Luigi Ricata, GMT Antonio Bellia, GST Toti Plescia. Il direttore centro studi del distretto Edoardo Grasso, past governatore Salvatore Ingrassia. Il coordinatore distrettuale LSIAF, past governatore Vincenzo Spada. I presidenti di circoscrizione e i presidenti di zona. Il responsabile della comunicazione e direttore della rivista distrettuale Walter Buscema. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, che ha detto che sarà presente, Salvatore Cottone. I vice segretari Iuri Paratore, Giuseppe Falsaperla, Mauro Fazio, Letizia Gerotti, Giuseppe Vaccaro. Il vice tesoriere Vittorio Campo. I vice cerimonieri Enza Martinez, Donatella Vernacini, Francesca Scoto, Walter Marica, Franco Copani, Ugo Ciulla. Chairperson Leo, Gabriella Giacinti. Il responsabile addetto al sito internet distrettuale Social Networks, Iuri Paratore. Il presidente eletto del distretto Leo, Giulia Laspina. Officer distrettuali, delegati e responsabili di aree, presidenti di clubs, officer di clubs. Non sono ancora pervenuti il governatore, sì, i due nostri gentili ospiti non sono ancora arrivati. Se ci sono, un saluto. Presidente Grimaldi che si è... Sì.
Questo il Presidente Grimaldi lo salutiamo e accomuniamo in un unico grande applauso. Diamo anche un saluto di fervida cordialità ai gentili ospiti, qualcuno sta per arrivare, qualcuno è arrivato, c'è l'onorevole dottoressa Caterina Chinnici, l'onorevole dottor Pietro Bartolo, il dottor Pietro Giovanni Litrico, delegato dal dottor Mario Cardone, dirigente generale Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale Regione Sicilia, il dottor Antonio Leonardi, responsabile del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, raggruppamento Sicilia. Prende la parola il governatore del distretto Mariella Sciammetta. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Saluto il PAST direttore internazionale Domenico Messina, chiedo scusa intanto il PAST presidente internazionale carissimo Pino Grimaldi, il PAST direttore internazionale Domenico Messina, il PAST presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, il governatore eletto Franco Cirillo, il primo vicegovernatore eletto Maurizio Cipilaro, il secondo vicegovernatore eletto Paolo Valenti, tutti i PAST governatori che sono qui presenti, tutti i presidenti, tutti gli ospiti, grazie a tutti per la vostra presenza. Siamo alla seconda giornata, la giornata che segnerà veramente la conclusione di questo anno sociale. Io ieri ho iniziato con un grazie perché è l'unica parola che mi esce dal cuore guardandovi, perché guardandovi ripenso ai mesi, a questo anno che abbiamo trascorso, un anno che rinomatamente considerato complicato e difficile, ma che io ho amato definire speciale, perché coglievo nella criticità che avevamo davanti anche la sfida di dover trasformare quelle criticità in opportunità. E su questo abbiamo lavorato sin dal primo giorno. Ricorderete che in questa sala, con grande emozione, l'1 agosto dell'anno scorso, in condizioni che erano molto simili a quelle dal punto di vista sanitario, a quelle che stavamo vivendo, perché avevamo le mascherine, raccomandavamo il distanziamento, oggi abbiamo in più la copertura del vaccino, eravamo un po' trepidanti. Io presi la parola e cercai di introdurre la mia idea di laionismo con delle immagini e con una musica di Fiorella Mannoia, la forza del coraggio le cui parole ci ricordavano che noi uomini, noi donne abbiamo una schiena e che su quella schiena dobbiamo portare il peso dell'umanità, e portare il peso dell'umanità significa fondamentalmente essere vicini a chi ha bisogno, così come ci impone la nostra etica, così come ci indicano di fare gli scopi del laionismo. D'altronde, se siamo qui, noi ci siamo perché vogliamo essere vicini a chi ha bisogno. E allora da quella partenza è stato poi un continuo cammino che abbiamo iniziato insieme. E quel cammino si conclude qui, ma è solo una tappa, perché lo abbiamo detto in questi giorni e lo diciamo spesso anche nei passaggi di campana dei nostri club. Nessuno si ferma, noi siamo un popolo in cammino, un popolo di volontari che non si possono fermare, ognuno conclude il suo ciclo, come io oggi faccio qui. Concludo un ciclo di servizio e sono pronta a ripartire con un'altra attività di servizio. Poco importa, quest'anno mi è toccato di assumere, grazie a voi, grazie a tutti i DG dei distretti d'Italia, la presidenza del Consiglio dei Governatori. Io per questo ringrazio voi, ringrazio l'amico Franco Cirillo, mi sono sentita spinta veramente dal vostro affetto, spinta dalla vostra bontà, dalla vostra generosità
È stata un'esplosione quella mattina quando è partito qualche messaggio, è successo veramente di tutto e mi sono sentita travolta veramente dal vostro affetto, ma nello stesso tempo ho sentito che una cosa buona l'avevo fatta, era quella di avere coinvolto tutti e di avervi sentito vicini, e sono certa che vi sentirò ancora vicini anche nell'anno di servizio certamente complicato che andrò ad assumere. Ma dicevo, è un caso che io abbia avuto questo onore di poter svolgere la carica più prestigiosa in Italia dal 1° luglio di quest'anno, ma non significava e non significa assolutamente nulla, perché se così non fosse stato, comunque io sarei tornata tra i ranghi del mio club, sarei tornata a onorare quello spillino che nel 2007 Salvo Giacona mi ha appuntato e che è il mio punto di partenza, dal quale voglio sempre tornare, dal quale riparto e al quale penso in ogni momento di difficoltà. Vedete, non è un caso che io oggi indossi anche lo stesso vestito che avevo quando mi avete dato la gioia di eleggermi secondo vicegovernatore. Era una cosa assolutamente inaspettata, non ci avevo mai pensato. Ma io ai segni anche esteriorici tengo. Questo significa che così come ero quando mi avete eletto, alla stessa maniera avete davanti una persona che è la stessa che dopo questo anno, questi 2 anni, 3 anni, perché alla fine primo, secondo vice e dopo questo anno di servizio rimane sempre uguale. L'unica differenza è che è arricchita dalla vostra conoscenza, dall'esperienza che abbiamo fatto insieme e della ricchezza, ecco, del percorso e dell'esperienza che ci siamo scambiati. Detto questo, oggi è il momento dei riconoscimenti, perché così a noi ci insegnano che dobbiamo lavorare sodo, che dobbiamo perseguire gli obiettivi, e ci insegnano anche che dopo che gli obiettivi vengono raggiunti dobbiamo avere anche la gioia di dirci che abbiamo fatto qualche cosa di buono, ma non per un'autocelebrazione. Ce lo dobbiamo dire perché da qui oggi ci dobbiamo ricaricare per investire tutta la gioia di essere qui, tutto il potenziale che ci spinge ad essere qui e che abbiamo dentro. E ricordate che quando presentai anche il mio tema di studio distrettuale e il service aggiunge un posto a tavolo, il tema la Sicilia tra disuguaglianze e diversità, io ebbi a dirvi, vedete, non c'è nulla di originale in tutto quello che vi dico rispetto a tutto quello che i Lions hanno fatto nel tempo e continueranno a fare. Vi ho chiesto solo di fare le stesse cose mettendoci testa e cuore, ed è quello che è avvenuto, e vi ringrazio molto, perché il bene non si può fare svogliatamente o per un dovere, perché ci siamo e allora tra una cena e l'altra cerchiamo di fare anche qualche cosina di solidarietà. No, quello non ci interessa, quel tipo di lionismo lo dobbiamo assolutamente bandire. La prevalenza è essere vicini alle persone con testa e cuore ed esserci in tutto quello che facciamo, in ogni momento della giornata che viviamo, perché il nostro essere Lions lo dobbiamo testimoniare ogni momento, in ogni azione e qualunque cosa facciamo, perché la gente ci guarderà, le nostre comunità ci guarderanno e diranno: ecco, questi sono i Lions, ci riconosceranno dal giubbino, dal gilet che abbiamo voluto onorare. Diamo il benvenuto alla l'onorevole Caterina Chimici e l'onorevole Pietro Bartolo. Accogliamoli con un caloroso applauso, come sappiamo essere calorosi noi Lions. Benvenuti. Grazie di essere qui. Stavamo dicendo che le persone ci guardano, le comunità ci guardano, e che anche con una sola azione sbagliata, anche con una parola sbagliata, anche con un atteggiamento inappropriato, rischiamo di fare fallire il lavoro, l'impegno, il credo di
di tanti soci che amano la nostra associazione e si spendono per la nostra associazione. Quindi io chiamo sempre, voglio fare sempre appello alla responsabilità di ognuno, perché uno nel Lions non è uno siamo tutti noi, siamo tutti coloro che nel mondo si spendono, e uno può fare danno alla nostra associazione come uno può fare il buon nome della nostra associazione. Quindi abbiamo detto di agire con testa e cuore, abbiamo detto che nessuno può essere felice, secondo la mia prospettazione, lo dico oggi ancora a ragion veduta, dopo un anno di pandemia e di bisogno. Nessuno può essere felice se gira il proprio sguardo dall'altra parte, perché non esiste, a mio avviso, una felicità individuale, quella è degli sciocchi, ahimè. Io credo che dobbiamo condividere le gioie e le sofferenze dell'umanità. E ecco perché oggi, in un momento di celebrazione, di consegna, di riconoscimenti, abbiamo pensato ad alcune personalità che hanno incarnato l'impegno della difesa dei diritti umani. E siccome il riconoscimento del Melvin Jones è un riconoscimento che nasce non tanto e non solo per gratificare i Lion che si distinguono nel servizio umanitario e nell'onorare la nostra associazione, ma viene anche ad essere creato per un riconoscimento a quelle persone che nella società esprimono i valori del lionismo, i valori dell'etica lionistica, e magari non lo sanno. E allora, se abbiamo iniziato parlando di diritti umani, se abbiamo improntato un anno di servizio ai diritti umani, se abbiamo durante quest'anno pensato a tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di nascere nella parte più sbagliata del mondo o nella parte più sbagliata della città o in una regione più svantaggiata rispetto a un'altra, se abbiamo avuto la fortuna di pensare ai temi dell'immigrazione come anche ai temi dei minori, dei fragili, ecco che due persone che mi sono venute alla mente perché ci sono state vicine anche in quest'anno, ho avuto la fortuna e il piacere di incontrarli sia pure online, e queste due persone sono appunto l'onorevole Pietro Bartolo e la dottoressa onorevole Chinnici. Vedete, io qui ho voluto mettere in evidenza prima di tutto le persone, soprattutto le persone, perché sono l'esempio vivente di persone che dedicano coerentemente, e poi su questa parola diciamo anche qualcosa, coerentemente la loro vita per gli altri. Il dottore Pietro Bartolo non lo devo certamente presentare a voi perché lo conoscete bene, parla la sua vita. Mi chiedo spesso, vi prego un attimino di stare in silenzio perché qui c'è un ritorno che disturba molto, grazie. Dicevo, il dottore Bartolo non lo devo qui presentare, lo abbiamo visto tante volte, armato della sua tuta, del suo gilet, e lo abbiamo visto accogliere. Io mi chiedo tante volte cosa non hanno visto quegli occhi, cosa non ha provato quel cuore quando tornava a casa, quanto è stata la solitudine di quest'uomo. E quindi sono stata vicina quando lo vedevo lì, mi affliggevo per non poter fare certamente a distanza nulla, ma vedevo che era comunque in casi per la dottoressa Chinnici, un cognome che incute grande rispetto per la nostra storia, un cognome, io dico, che fa tremare i polsi, perché è un cognome che porta sulle spalle giornate, mesi, anni della nostra Sicilia, belli,
perché erano anni, mesi pieni di tensione morale, tensione civile, voglia di combattere, voglia di vincere la mafia, di vincere le negatività, di vincere quei sistemi che non giovano a nessuno, che ci hanno impoverito, che ci impoveriscono tutti, continuano a impoverirci tutti. Quella tensione rappresentava il bello di quei giorni, ma sono stati anche giorni in cui ci siamo sentiti forse sconfitti, proprio quando è successo di vedere cadere giudici, magistrati che ci credevano, come il dottore Chinnisci, come Falcone, come Borsellino, come tutti gli uomini della scorta. Cosa non è avvenuto? Cosa non è avvenuto in quei mesi? E abbiamo avuto anche forse la paura che tutto fosse stato invano, che quelle vite che si erano immolate non fossero servite. Invece non è così. La Sicilia alza la testa, la alza ogni giorno, e noi, Lions, vogliamo sempre seminare i buoni principi dei bambini, degli adolescenti, dei fragili. E allora vedete, qui abbiamo oggi, la Sicilia acclama 2 esempi. Ecco perché tutta la Sicilia ha deciso di assegnarvi il Melvin Jones, perché per noi siete e in tutto questo percorso di vita siete anche in buona compagnia, non vi lasciamo in 2. Il numero perfetto è 3. Il terzo, Melvin Jones, la Sicilia, l'ho assegnato a Papa Francesco. Noi siamo un'associazione laica, ma dobbiamo riconoscere che Papa Francesco non porta avanti battaglie o non dice soltanto parole che riguardano i cattolici, riguardano il mondo, riguardano l'umanità. Il suo messaggio è universale, il messaggio di fratellanza, il messaggio di accoglienza, il messaggio di rispetto della vita, il messaggio di rispetto dei diritti umani. Chi più di Papa Francesco è stato il faro per chiunque vuole svolgere un ruolo nella società, un ruolo nuovo, un ruolo che ridisegni un'umanità nuova. Ovviamente Papa Francesco non è qui, c'è qui con la sua presenza spirituale, ma siamo in contatto con la sua segreteria e appena ci fisseranno la data avremo il piacere e l'onore di poterglielo consegnare personalmente nel corso di una adunanza che ci sarà appositamente indicata. Quindi, cerimoniera, io mi taccio, vi ringrazio e possiamo procedere con i nostri ospiti. Grazie. Francesco Pinzini, socio del Lions Club Catania Host, delegato per i rifugiati da problema a risorsa per la crescita della Sicilia, presenta l'onorevole dottor Pietro Bartolo, che invito poi successivamente. Buongiorno a tutti, autorità, ospiti, cari amici, buongiorno. Sono anche un po' emozionato perché oggi è un momento speciale, un momento particolare. Noi partiamo da un anno, ci ritroviamo e lo facciamo con una bellissima giornata. Lo facciamo con un impegno. Io devo ringraziare Mariella perché la sensibilità con la quale mi ha assegnato questo compito e le parole, ma anche il tema, il titolo del tema, rifugiato, da problema a risorsa. Io non mi dilungherò, ma solo prenderò 3-4 minuti del vostro tempo, poi proprio presenterò Pietro, che è un amico che conosco da oltre 20 anni e so bene, è un esempio per tutti noi. Il problema degli sbarchi, il problema dell'immigrazione
divide l'opinione pubblica ed è indubbio che questo è così. Ma perché? Perché dietro c'è una falsa rappresentazione mediatica. Vi spiego il perché, perché può sembrare brutale questo mio dire, questo mio approccio, questo mio modo di essere così diretto. Dati dal 21 giugno scorso, la giornata dei rifiuti galleggiati, dati ufficiali, UNHCR, 19.000 arrivi. Un dramma per l'Italia. Noi ci fermiamo a guardare solo questo aspetto, ma questo aspetto non è altro che una punta di un iceberg che noi non vogliamo vedere, che noi ci voltiamo dall'altra parte. Numeri che parlano di 80 milioni di rifugiati nel mondo, di cui la maggior parte sono nell'Africa, di cui solo una minima parte ha il coraggio, quel coraggio a cui faceva riferimento prima il nostro governatore, di affrontare un viaggio che poi Pietro, che mi ha raccontato tante storie e mi ha fatto anche piangere. Pensate a un bambino che parte dalla Nigeria al Centro Africa, attraverso il deserto, le bande armate che ci sono vengono anche a volte violentati, aspettano e vanno via. Quindi cosa deve vivere una persona, quale sofferenza deve una persona per affrontare una crisi del genere? E noi che diritto abbiamo di criticare queste persone? Perché per me sono delle persone, non sono immigrati, non sono clandestini, non sono delle persone che, come ha detto bene Mariella, hanno la sfortuna di essere nati nel posto sbagliato. Però voglio andare subito al nocciolo della questione, perché è un argomento che mi prende, quindi io parlerei ore su questo tema. Noi Occidente a quel punto lì dobbiamo capire, dobbiamo guardare il discorso con lungimiranza, non ci dobbiamo fermare al problema degli sbarchi e quei numeri, dobbiamo capire qual è il motivo. Ieri è morto un bracciante a Brindisi del Mali, stroncato perché ovviamente dal caldo, dalla fatica e tutto questo. Mi ha fatto ricordare molti di voi lo ricorderanno, Pietro sicuramente, di un bambino annegato, credo che era il 2015, veniva dal Mali, aveva 14 anni, poco più piccolo di mio nipote, e aveva una pagella cucita dentro la giacca. Cioè questo bambino partiva, voleva dirci che lui non voleva venire a delinquere, non voleva venire a violentare le nostre donne, non voleva venire a saccheggiare, aveva la pagella e quindi voleva col suo bagaglio culturale dire: datemi una vita diversa. Guardate, sono dati dal Sole 24 Ore, a non da chissà quale rivista eversiva, ci sono dei paesi dell'Africa dove noi dei 54 paesi non sentiamo parlare perché non c'è emigrazione, altri paesi da cui si pensa. Allora io credo che lì dobbiamo concentrare, dobbiamo capire il problema, e l'Occidente ha delle grandi responsabilità, perché ovviamente noi gestiamo, una volta nell'800 l'uomo nero era inferiore, quindi noi giustifichiamo il colonialismo. Oggi col sottosviluppo giustifichiamo altre azioni, ma sono delle azioni di saccheggio del continente africano che vengono perpetrati dalle multinazionali, cioè dall'Occidente, cioè da noi. L'Africa oggi è 1,3 miliardi di persone, nel 2050 saranno 1,8 miliardi persone. Allora noi, non lo dico per una questione umanitaria, chi ci crede bene, ma lo dico per una questione pratica. Vogliamo a quel punto di restare inermi davanti a questo che è la prospettiva che abbiamo? Cosa vogliamo fare? Piketty, un premio Nobel per l'economia, quindi non un altro eversivo, ha detto nel suo libro Il capitale del XXI secolo: il capitalismo, l'economia di mercato si basa, ma se dall'altro lato c'è il consumatore. Se noi teniamo ad affamare queste persone, castriamo, scusate il termine, le nostre stesse imprese, perché Doremittia potrebbe avere un mezzo di svolto. Attenzione, noi prendiamo materie prime dall'Africa, li prendiamo con degli accordi che sono capestri, ci sono dati pubblicati, ricerche, io quest'anno mi sono documentato molto. Dico il cacao solo per dirne una cosa: il cacao vale 125 miliardi nel mondo, il 75-80% per questioni climatiche oramai sono state spostate, tutta la coltivazione avviene nel Golfo di Guinea, quindi Costa d'Avorio per prima, il Togo e tutto quello che c'è attorno. Bene, solo il 3-4% resta ai coltivatori, e quando i governi avevano pensato di dire: ma mettiamo una tassa di $400 a tonnellata, sapete cosa hanno fatto le multinazionali? Hanno fatto cartello, hanno lasciato invenduto il prodotto, perché quei poveri disgraziati, perché sono solo dei poveri disgraziati, non avevano neanche il magazzino. Mio nonno Caltagirone coltivava il frumento, mi diceva:
lo mettiamo da parte perché abbiamo i magazzini dove vediamo quando il prezzo sale. Loro non ce l'hanno, loro hanno acquisito dalle loro scorte che avevano, hanno costretto i contadini della Costa d'Avorio e del Togo poi a svendere il prodotto e non hanno pagato i $400. Attenzione, finanziano delle banchette armate perché ovviamente stanno deforestando la Costa d'Avorio, poi noi ci parliamo di cambiamento climatico, l'80% delle foreste della Costa d'Avorio sono distrutte, l'80% per una pianificazione illegale, e tra le altre cose tutto viene giustificato attraverso dei certificati ecosolidari fasulli, falsi, perché così noi ci possiamo riempire la bocca. Ma la stessa cosa ora è estate, io ho la pelle bianca, quindi devo necessariamente coprirmi con delle creme, ovvio. Biossido di titanio, sapete dove viene? Viene estratto dalle sabbie del Gambia, lo fanno i bambini. Il Gambia è l'ultimo paese, oltre il penultimo nella scala ovviamente del valore, però una cremetta di queste cose costa 30-40 euro. Ma la stessa cosa posso dire col diamante, dove c'è stato praticamente dei saccheggi, ma anche con delle banche armate. La stessa cosa si è fatto col petrolio, quando abbiamo avuto nella Nigeria una penetrazione, hanno buttato via i contadini che alimentavano. La stessa cosa si può dire col saccaggio delle terre che serve alla Cina, perché ovviamente loro sono molti e hanno bisogno di terre. Ma con legname c'è una inchiesta che ho letto inglese, si intitola Legname insanguinato, perché nel centro dell'Africa questo legname viene preso, ovviamente anche finanziato con delle banche armate, sempre per abbassare il prezzo. Allora a quel punto lì chiudo, perché se no abuso troppo del tempo che Mariella mi ha concesso, e dire: noi Lions a questo punto abbiamo una forza per quei valori di cui facevo riferimento. Noi partiamo più distintivo che è la L. Quegli uomini in queste condizioni non sono liberi di scegliere, la loro dignità è calpestata. Allora, se noi Lions crediamo veramente nei valori, a quel punto lì non è possibile ovviamente avere un approccio di beneficenza, non si può, non è questo. Io non devo dare loro il pesce, io devo loro imparare loro a pescare, ma soprattutto li devo mettere in quelle condizioni, cioè evitando quegli accordi di dumping internazionali che vengono fatti. Cioè, dove sono le cose? Come ha detto Paolo Francesco, uscito, perché ovviamente è il terzo, non lo sapevo, quindi ovviamente ha fatto bene il distretto. Quando parla di indifferenza, ecco, noi ora viviamo la globalizzazione dell'indifferenza. Allora dico una cosa, il Lions è una proposta che vi dico, a quel punto lì chiediamo che vengano analizzate le vere cause, ne vale del futuro nostro e dei nostri figli. A questo punto una persona che per me è stato sempre un esempio, Pietro Bertollo, le sue parole, la sua umanità, lui come medico li ha assistiti, ma come uomo li ha ascoltate. Molte di queste storie che io potrei raccontarvi le ho sentite da lui, l'ho visto sempre in prima fila, anche quando quella famosa notte disgraziata del 2013, ottobre 2013, se la memoria giusto, 13, lui, e non era nelle condizioni di farlo, corse a soccorrere. Bene, è un uomo che per noi è un esempio, è un uomo che merita questo bel Jones, è un uomo a cui va il nostro riconoscimento. Grazie. Interviene l'onorevole dottor Pietro Bartolo. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie a questo meraviglioso club che ha pensato a me, grazie a tutti voi e grazie a Francesco. Vorrei dire tante cose, già Francesco ha detto tanto, anche il governatore ha detto tanto. Normalmente vado a braccio, racconto le cose che ho visto, che ho vissuto in tutti questi anni, 30 anni che mi occupo di queste persone, e quindi veramente ho visto di tutto. Adesso non vorrei raccontarvi cose, non è forse il momento, però io sono veramente onorato e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, che mi emoziona ovviamente, un premio così importante. Vedete, in tutti questi anni che ho dedicato a Lampedusa, alla mia gente, io sono lampedusano, sono nato a Lampedusa, prima di fare il medico facevo il pescatore,
ho vissuto un'esperienza terribile che molti di loro vivono. Sono stato anche un naufrago, per cui so bene cosa significa essere recuperato dal male, aspettando sempre qualcuno che ti viene a prendere. Mi sono occupato di queste persone, come dicevo, persone che vengono dall'altra parte del nostro mare, del Mediterraneo, come diceva il governatore, persone che sono nate nella parte sbagliata. Ma perché la parte sbagliata? L'Africa è il paese più ricco del mondo, hanno tutto, hanno l'oro, diamanti, hanno il petrolio, le terre rare, le famose terre rare, che poi vengono utilizzate i bambini per cavare quelle terre rare, hanno tutto. Eppure ci vive la gente più povera del mondo. Ci dobbiamo chiedere perché, ci dobbiamo fare una domanda. E quel perché siamo noi. Come ha detto Francesco prima, siamo noi che siamo andati a casa loro, siamo noi andati li abbiamo colonizzati, li abbiamo schiavizzati, li abbiamo depredati, li abbiamo derubati, li abbiamo tolto tutto, anche la dignità, li abbiamo costretti anche a uccidere i loro animali, pensate un pochettino, per sopravvivere, per campare, per lavoro, e li chiamiamo bracconieri. Forse i veri bracconieri siamo stati noi, che abbiamo scambiato quel paese come un ipermercato dove prendere tutto, eppure a gratis. Se lo facciamo ancora oggi, sapete, lo facciamo ancora oggi. Beh, vi devo dire che ho avuto dei momenti di grande sconforto, di smarrimento spesso, in cui ho addirittura pensato e ho messo in dubbio anche tutto quello che facevo. Non mi vergogno a dirlo, non mi vergogno. E sono stati diversi questi momenti. Sapete quante volte ho pensato di abbandonare, di lasciare? Tantissime volte. Perché a volte mi sentivo inutile, mi sentivo impotente, ma soprattutto questi momenti erano quando mi trovavo davanti a un bambino morto, un bambino senza vita, e allora mi chiedevo, ma perché? Ma perché succede tutto questo? Ma perché proprio io? E me ne sentivo una responsabilità, sapete? Perché io ero là, un medico di frontiera, insieme con i miei collaboratori ovviamente, insieme con quelle persone, con le forze dell'ordine veramente con cui ho collaborato per 30 anni, e a volte mi dicevo, ma perché succede tutto questo? Perché non cambia mai nulla? E quindi ho messo in dubbio tutto quello che facevo. Però poi ci riflettevo ovviamente, e dicevo, ma dai Pietro, quante volte me lo sono detto, sembrava forse uno scemo fra me e me, dicevo, ma dai Pietro, vedrai che tutto cambierà, presto tutto questo cambierà. E invece non cambiava nulla, non cambiava nulla. E proprio in questi momenti che mi vengono in mente le parole di Papa Francesco, come è stato più volte, che sono confronti felice di aver pensato a lui, perché è una persona straordinaria, ho incontrato più volte, per la prima volta quando è venuto a Lampedusa, pensate alla sua prima uscita da Papa, è venuto a Lampedusa e l'ho incontrato in quell'occasione, ma l'ho incontrato anche altre volte e vi devo dire che mi ha aiutato anche, in alcune occasioni mi ha aiutato, e quindi lo ringrazio per questo. E dicevo, mi sovvengono le parole di Papa Francesco quando in occasione della morte di 130 persone, qualche settimana fa, ve lo ricordate? 130 persone che erano state lasciate morire consapevolmente su un balcone senza che nessuno intervenisse. E lui ha detto quella frase, è il momento della vergogna. Ha detto queste parole, quanto c'ha ragione. Beh, io vi devo dire in verità che da tanto tempo che mi vergogno. Mi sono vergognato a ogni naufragio, mi sono vergognato a ogni corpo senza vita che mi è stato consegnato per fare quelle ispezioni cadaveriche, e credetemi, ne ho fatte tante, ma così tante, che solo a ricordarla sto male, soprattutto quando dovevo farlo a dei bambini.
bambini, ripeto bambini, non numeri, persone, come è stato sottolineato anche da Francesco, non numeri. Io non le ho mai considerate, pensate che spesso quando dopo uno sbarco in quel molo Favaloro, quel molo che voi conoscete tutti, ormai famoso, dove ho vissuto la mia vita, è la mia prima casa quella, sapete, ho vissuto più notte e giorni in quel molo che a casa mia. Qua c'è mia moglie che mi è stato veramente di grande aiuto, che mi ha aiutato in tutto questo, e ogni volta che uscivo dal molo, che era un molo militare dove nessuno poteva entrare, fuori c'erano i giornalisti, tanti giornalisti che aspettavano di intervistare quel medico di Lampedusa. E la cosa che mi faceva tanto male, credetemi, che la prima domanda che tutti mi rivolgevano: dottore, quanti sono? Ma quanti sono? Mai nessuno che mi chiedeva come stanno. Quanti sono? Beh, io non li ho mai contati, sapete, neanche quando erano pochi, non mi interessava contarli, perché non erano numeri per me, erano delle persone, uomini e donne e bambini, persone con un nome, con un cognome, con la loro storia, con le loro sofferenze, con i loro viaggi, con le loro aspirazioni, con i loro desideri, persone. E in questi momenti in cui ho pensato anche di lasciare, come vi dicevo, ovviamente sbagliavo, erano momenti di grande sofferenza, di grande travaglio anche interiore. Anch'io ho le mie debolezze, sono un uomo, non è perché sono un medico, sono un robot. Sapete, mi dicono che ho un record, quello di essere il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Guardate che record infame, di cui ancora una volta mi vergogno. E non è possibile che tutto questo possa ancora accadere, non è normale. Ovviamente dopo questi momenti poi ci riflettevo e quindi tornavo, e mi è capitato più volte. Voglio ricordarvi un momento particolare. Mi trovavo, dovevo fare un'ispezione, c'era stato un naufragio, mi avevano portato dei corpi senza vita, tra cui un bambino piccolo, avrà avuto 6-7 mesi, sembrava vivo, ce l'avevo là sul tavolo, quel tavolo che io odio, perché non sono io un medico legale, sapete, ho imparato sul campo a fare il medico legale, perché è una magistratura, il magistrato mi incaricava sempre me. Mi hanno detto pure che sono bravo, e certo, ne ho fatti così tanti, e quindi mi trovavo davanti a questo bambino, era di notte, ero anche da solo e non mi nascondo, avevo paura, l'ho spogliato e non ce l'ho fatto, ho detto no, non posso, e me ne sono andato, ho vomitato, ho pianto, sono andato a casa, ovviamente mia moglie mi ha visto che ero turbato, no? Come tante altre volte. Io ho detto cosa era successo, giustamente lei mi ha detto ma vai, ma non è da te. E quindi sono tornato, ho chiesto scusa a quel bambino, ho fatto quello che dovevo fare, gli ho dovuto tagliare anche un dito, cosa che io odio fare. Anche oggi in questo mio ruolo di parlamentare europeo sto lavorando tanto sul fenomeno dell'emigrazione, perché è per questo motivo che io ho scelto di entrare in politica, perché io credo nella politica. E quando ho scelto questo, qualche amico, parecchi, mi hanno detto: Pietro, sai, ma cosa stai facendo? Guarda che la politica fa schifo. E io ho detto: guarda che non è vero. Io credo nella politica, nella buona politica, quella che è fatta con passione, con amore, con onestà, con correttezza, quella politica, quella che tutti diciamo, quella con la P maiuscola, la politica è servizio. E dopo 25 anni di essere stato là, in quel molo, a vedere cose che nessun uomo spera debba mai vedere, credetemi, ho fatto di tutto, ho camminato sui morti, ho dovuto tagliare persone, ho dovuto fare cose che io odio fare, perché io sono
ho studiato, ho fatto medicina e mi sono specializzato in ostetricia per la vita, per fare nascere e non per vedere tutto quell'orrore. E allora, dopo 25 anni che ho vissuto in quella banchina, in quel molo, al buio, in tutti i sensi al buio, sapete, anche dal punto di vista proprio, non c'era la luce, non c'erano i fari. Ho dovuto visitare per 25 anni al buio, di notte, al buio, ma era al buio anche perché nessuno sapeva cosa succedeva in quel molo, in quel Mediterraneo, a queste persone cosa succedeva, e io cercavo di fare sapere tutto questo, in tutti i modi. Non c'ero mai riuscito attraverso la televisione, niente da fare. E poi mi sono aggrappato al mondo dell'arte, quindi ho cominciato a fare dei film, figuriamoci, facevo il medico, però ecco, volevo fare sapere al mondo e quindi ho cominciato a scrivere libri, il primo, il secondo, e poi andare in giro per tutta l'Europa per raccontare, per cambiare quella narrazione, come diceva Francesco, da criminale che è stato fatto su quelle persone, donne, uomini e bambini. Però ci sono stati anche dei momenti belli, sapete, quei momenti che poi ti danno la forza per andare avanti, quello di fare nascere un bambino su una motovedetta, su un gommone, quello di fare, ecco, riportare in vita una persona, anche più di una, messa nel sacco per cadaveri, tirarla fuori, accorgersi che ancora c'era un filo di vita, ecco, e riportarla in vita che parte, e potrei raccontarvi tante altre. Sono quei momenti, sono quelle cose che ti danno la forza per andare avanti, per dire che stai facendo bene. Oggi è uno di questi momenti, devo dirvi, di questi momenti belli. Ricevere un riconoscimento come questo, così importante, più importante, credo, di questa club, significa che c'è tanta gente che, e mi è stato confermato adesso, che mi avvicina, che crede in quello che fai, che crede in certi valori, che sono il rispetto dei diritti umani, il rispetto del diritto alla vita, rispetto che è la parola più bella che possa esistere al mondo, rispetto degli altri, rispetto del diverso, rispetto del diritto alla vita, come dicevo, rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, rispetto degli animali, rispetto della natura, rispetto delle persone. E non si tratta di essere buonisti. Sapete quante volte sono stato etichettato come buonista, è arrivato il buonista, vediamo che cosa vuole questo. Beh, a parte che essere buoni non credo che sia un difetto e che sia un peccato, qua si tratta del rispetto dei diritti umani, perché siamo tutti cittadini di questo mondo, siamo tutti cittadini di questo mondo che hanno il diritto di vivere una vita dignitosa, e come diceva ancora Francesco, quale diritto abbiamo noi di etichettare in questo modo queste persone come degli untori, dei delinquenti, dei nemici, degli invasori? Tutte bugie, sapete, bugie una dietro l'altra, che non hanno fatto altro che seminare odio, rancore, e che poi ovviamente fa presa sulla gente. Si dice che parlano alla pancia delle persone, ma credetemi, la gente non è cattiva, io ne ho contezza, perché spesso quando vado in giro a parlare con le persone, come sto facendo oggi, ma a raccontare, a fare vedere tutto quello che ho visto, chi sono queste persone, poi alla fine vengono e mi dicono: ma dottore, ma veramente così stanno le cose? Ma la povera gente, ma cosa ne sa? È stata plagiata, è stata imbrogliata. E questo è un gravissimo, io penso che sia anche un crimine, perché l'istigazione all'odio è un reato, dovrebbe essere un reato. Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, forse mi sto dilungando troppo, l'ultimo incontro che abbiamo fatto proprio con voi, vi ho chiesto aiuto, lo chiedo
a tutti sapete aiuto, lo chiedo a tutti. Ho chiesto aiuto a voi per affrontare assieme questa difficile battaglia e insieme creare una grande rete e far sì che la nostra voce diventi sempre più forte, più incisiva, che possa diventare, ecco, come la pandemia, infettiva, altamente infettiva, che possa infettare tutto il mondo, tutto il mondo. Oggi quell'aiuto è arrivato. Oggi quell'aiuto è arrivato, grazie governatore, grazie Presidente. Insieme possiamo farcela, insieme si può. Nessuno si salva da solo, come ha detto qualcuno, che sta più in alto di noi. Per tutto questo vi ringrazio. Questo premio per me è Nuova Linfa. Ecco, questo è l'aiuto. Per me è molto importante. Nuova Linfa ha una carica di fiducia, ma anche di responsabilità. Cercherò di onorare questa stima, questa fiducia da parlamentare, oggi, da medico, ma anche e soprattutto da uomo. Quindi vi dico grazie per quello che Il governatore consegna la Melvin Jones Fellowship, che, come è stato detto, è un importante riconoscimento che la Fondazione LCAF assegna anche ai non soci Lions che si sono distinti nel servire la comunità. Isabella Trescura, socio del Lions Club Aci Castello Riviera dei Ciclopi, responsabile del tema Educazione civica nella scuola, presenta l'onorevole dottoressa Caterina Chinnici. Buongiorno a tutti, saluto le autorità Lions qui presenti, saluto tutti gli officer di club, i soci e gli ospiti, i graditi ospiti di questa giornata, e ringrazio il governatore per avermi dato questo incarico, il service per l'educazione civica nella scuola, perché mi ha fatto pensare subito alla dottoressa Chinnici, ho pensato subito a un collega di università, il professore Pino di Taranto della LUISS di Roma, che ha dedicato la sua vita a formare tanti giovani alla LUISS, e alla dottoressa Chinnici, che ha dedicato la sua vita, come ha detto giustamente il governatore, ai giovani, ai minori, alle donne. Io sono emozionata, devo dire la verità. Ho conosciuto la dottoressa Chinnici quasi 40 anni fa, penso, quando mi sono trovata assieme a questi giovani. Eravamo giovani, io ero precaria assegnista all'università e mio marito veniva assegnato come magistrato al Tribunale di Caltanissetta, alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Sicché io l'ho accompagnato e mi sono ritrovata con questi giovani magistrati. Io li conoscevo poco all'inizio, poi ho vissuto una vita accanto a mio marito e accanto a questi giovani, che sono diventati tutti importanti, hanno fatto tutti una bella carriera. Ricordo non soltanto la dottoressa Chinnici, il dottor Ayala, mio marito che veniva da giudice istruttore di Milano e che veniva assegnato alla Corte d'Assise di Caltanissetta, la dottoressa Maria Grazia Magliasini, che oggi è presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta. Ricordo il dottore Mattina, che purtroppo ci ha lasciati molto presto. Ricordo tutti questi giovani magistrati entusiasti
erano dal primo al secondo incarico e quindi felici di essere tutti lì. E così ho conosciuto la dottoressa Chinnici, che era, dal primo momento ho avuto l'impressione di una donna colta, seria, preparata, questo sicuramente, ma soprattutto in lei c'era quest'aria così serena, di pace, che ancora ha sempre, serenità e pace, che le derivava, come ha detto giustamente la nostra governatrice, le derivava dal fatto di aver avuto inculcati quei valori, quel sentire, quei valori che le aveva trasmesso il padre, che era consigliere istruttore al Tribunale di Palermo. Io naturalmente sono ben felice di questa premiazione e ricordo sempre, ogni volta che ho telefonato, che ho chiesto qualcosa alla dottoressa Chinnici, sia per la scuola, sia per le donne, è stata sempre disponibilissima. Quindi la ringrazio particolarmente, ringrazio di nuovo il governatore per avermi dato questo incarico e penso che non c'è meglio di una persona come lei per dare ai giovani quella forza, quella speranza, quelle opportunità che devono avere per il futuro di tutti noi. Grazie. Chiedo all'onorevole dottoressa Chinnici di venire. Buongiorno a tutti. Il mio saluto intanto al governatore Mariella Sciammetta, a tutti gli altri governatori siciliani qui presenti, di tutti i distretti siciliani, a tutti i soci, fra i quali devo dire ho ritrovato tantissimi amici, quindi grazie, questo è un regalo in più, diciamo, un valore aggiunto di questa bellissima giornata. Naturalmente ringrazio Isabella che io so con un po' di emozione e con tanto affetto ha voluto presentare il mio percorso, che in realtà è un percorso davvero lungo, iniziato da giovanissima con quell'avvio proprio a Caltanissetta come magistrato e proseguito poi con diverse funzioni e che mi ha portato alla fine al Parlamento europeo. Io voglio prima di soffermarmi su alcuni aspetti del mio impegno, voglio dire come è vero, io ho cercato sempre di essere vicina, Isabella mi ha chiamata tante volte e ho cercato di esserci sempre, ma anche in altre circostanze, all'impegno dei Lions, perché conosco l'impegno dei Lions per il sociale, che è un impegno volto alla sensibilizzazione sui temi della tutela dei diritti, in particolare delle persone più vulnerabili, fra questi lo abbiamo detto, i bambini, fra questi le donne, e non solo, i migranti, e non solo, tutti quei ragazzi che non trovano opportunità nella loro terra, pur conseguendo una formazione di livello elevato, e anche tutte quelle persone che hanno subito drammaticamente la presenza della mafia che toglie opportunità a tutti quanti noi. E durante il mio percorso io più volte mi sono ritrovata insieme ai Lions, impegnati in un'opera di sensibilizzazione, di cambiamento, sollecitazione del cambiamento culturale, ma anche in iniziative concrete, per esempio in alcuni ospedali, per esempio con i tribunali, quindi sono veramente onorata, ma anche felice di essere emozionata, credo si capisca, e felice di essere qui e di ricevere un premio così tanto prestigioso. Il mio percorso di impegno nasce tanti anni fa, ha citato gli anni 80, il 1980 e la carissima Isabella. E forse è vero, sì, io già fin dall'inizio ho affrontato l'impegno del mio lavoro, un lavoro difficile, un lavoro complesso, quello del magistrato, che non è soltanto applicare i codici in relazione ad una fattispecie concreta, ma è decidere secondo la legge, guardando ai fatti, ma secondo coscienza.
e quando si parla soprattutto dei ragazzi, dei bambini che versano in condizioni di sofferenza, non pensiamo solo al penale, ma pensiamo per esempio ai bambini nelle famiglie che ahimè si sfaldano, la sofferenza di questi bambini. Pensiamo alla sofferenza di quei bambini, si è parlato della violenza sulle donne, che assistono alla violenza sulla loro mamma o addirittura all'uccisione della loro mamma. Ecco, allora su tutti questi temi il lavoro del magistrato, non solo, ma in particolare in questi temi, è un lavoro che coinvolge fortemente la coscienza. Io dico sempre che ho avuto la fortuna, il privilegio all'inizio della mia carriera di avere dei modelli di magistrati sorretti da una tale tensione morale, oltre che dai principi, dai valori nei quali hanno creduto, e che hanno saputo trasmettermi quegli stessi valori, quegli stessi principi, quella stessa tensione morale. E sono stata fortunata e sono stata privilegiata per questo, perché forse è grazie a questo che io ho sempre affrontato il mio lavoro di magistrato con quella che Isabella ha definito serenità, cioè quella serenità di coscienza, consapevole di un impegno che va a incidere sulla vita delle persone, ma che proprio per questo può anche cambiarla e cambiarla positivamente quella vita. E ho iniziato appunto da magistrato a Caltanissetta, incontrando il marito Salvatore Costa, e a Caltanissetta ho fatto una parte della mia carriera. Poi c'è stata il 29 luglio del'83 l'uccisione di mio padre, ho dovuto lasciare Caltanissetta, andare a Roma, e poi nel momento in cui sono rientrata in Sicilia le circostanze della vita mi hanno portato di nuovo a Caltanissetta, dove ho proseguito. In realtà ho svolto diverse funzioni prima di approdare in maniera stabile al settore della giustizia minorile, perché sono stata, ahimè, pensate, pretore, ma ormai mi sono scoperta quanto all'inizio della mia carriera sono stata pretore, e qui ho trovato qualche avvocato che ho conosciuto proprio all'inizio arrivando da Caltanissetta, un amico devo dire, più che avvocato, è diventato amico nel tempo. Poi dopo ho fatto il sostituto in Procura della Repubblica, poi sono passata come sostituto in Procura Generale, e poi le circostanze della vita mi hanno portato a fare il procuratore della Repubblica per i minorenni, Caltanissetta prima e Palermo poi, e poi appunto un'esperienza come assessore alla famiglia, alle politiche sociali, ma poi anche alle autonomie locali e alla funzione pubblica. E poi da lì, avendo conosciuto in maniera direi casuale ad una inaugurazione di anno giudiziario proprio a Catania peraltro, la professoressa Severino, lei mi volle a capo dipartimento della giustizia minorile, e da lì poi il Parlamento, dove appunto sono al secondo mandato. Questa lunga esperienza, perché lunga esperienza già come magistrato, credo che mi ha portato ad avere sempre di più attenzione a quei temi di cui parlavo prima, cioè della tutela dei diritti soprattutto delle persone più vulnerabili. E come dicevo prima, quando ho potuto ho sempre accolto le richieste di essere insieme a voi, al vostro club, ma non soltanto, per portare quella testimonianza di un impegno che non è mio, ma che nasce molto prima di me con Rocco Chinnici e con tanti altri. Ed è un impegno in questo settore. Io da mio padre mi sono ritrovata ad acquisire in maniera assolutamente, come dire, naturale l'attenzione per i giovani. Rocco Chinnici fu il primo ad andare nelle scuole e io mi sono trovata automaticamente a farlo, come se, come dire, ecco, fosse una cosa assolutamente naturale, insita nel mio impegno. E sono andata avanti, ripeto, così. Arrivando al Parlamento europeo, in realtà io ho posto la mia attenzione su due tematiche in particolare, che è quella della lotta alla criminalità organizzata e quindi l'affermazione della legalità, e quella della tutela in particolare dei bambini. E in questo io voglio sempre sottolineare una cosa.
La nostra terra, la Sicilia, che credo è una terra che tutti noi amiamo profondamente, è una terra che sa esprimere tanta bellezza e tanta sofferenza. Ed è una terra che purtroppo, in ambito anche sovranazionale, troppo spesso è stata conosciuta per quella sofferenza, piuttosto che per quella bellezza. Bene, io arrivando al Parlamento europeo ho voluto lavorare tutta la normativa per la lotta alla criminalità organizzata, con un impegno costante che ha portato a quello che io considero un risultato importante, cioè Isabella ha citato i risultati ottenuti per quanto riguarda la tutela dei minori, ma io ne voglio citare un altro di risultato che non è il mio risultato. L'impegno sì, l'ho messo io, ma il risultato di tutto quel lavoro, di tutto quell'impegno, di tutti quei sacrifici che hanno segnato la nostra terra. Abbiamo finalmente a livello europeo non solo una serie di norme, non solo la Procura europea, norme per il contrasto patrimoniale, abbiamo finalmente una strategia europea per il contrasto alla criminalità organizzata, cioè una visione più ampia, più globale rispetto alle singole norme pure importanti per contrastare a livello sovranazionale la criminalità organizzata e poi in particolare la criminalità organizzata di tipo mafioso. E perché è importante tutto questo? Perché non è solo un fatto giudiziario, non è solo un impegno delle forze di polizia che siano fra di loro coordinate, della magistratura che può avere delle norme di livello sovranazionale per perseguire una criminalità organizzata che sempre più opera a livello transnazionale. È importante per tutelare i diritti, è importante per tutelare i diritti di chi lavora, di chi investe nel nostro territorio, di quei giovani che non devono essere costretti ad andare via, ma devono trovare qui occupazione, spazio per dare concretezza alle loro ambizioni. Perché io dico questa terra è ricca di tante cose. La più importante è l'intelligenza dei nostri giovani, non dobbiamo lasciare che vadano via, perché questo ci impoverisce. E allora ecco, su questo tema io ho lavorato tanto e consentitemi di dire che finalmente la Sicilia non è più guardata come la terra della mafia, ma è guardata come il luogo dove è nata la cultura dell'antimafia, quella vera, non quella delle parole, quella dell'impegno e quella del sacrificio, anche del sacrificio umano. È questo che io ho voluto portare in Europa. E ho voluto portare la memoria, perché io ogni anno ricordo mio padre, ma non solo. Mio padre, in occasione del suo anniversario di nascita, che è a gennaio, perché purtroppo il 29 luglio l'attività parlamentare è sospesa, però ho voluto portare la memoria di chi per quei valori ha sacrificato la propria vita, per la legalità, per il rispetto dei diritti, la tutela dei diritti, per la giustizia, che prima che giustizia giudiziaria è giustizia sociale. Questi sono i valori ai quali io sono stata educata, questi sono stati i valori ai quali io mi sono formata, questi sono i valori che io ho sempre portato con me, qualunque sia stato il ruolo che io ho svolto, e che mi consentono forse di affrontare le cose con quella serenità, che forse è vero, me lo sento ripetere tante volte, che riesca a trasmettere serenità e fiducia, soprattutto quando parlo con i giovani, ed è una cosa a cui io tengo tanto, veramente tanto. E poi ecco, c'è quell'altro aspetto della tutela dei bambini in tutti i settori, i bambini che vivono situazioni di povertà, i bambini che vivono situazioni di povertà educativa, quindi nella scuola, affettiva, bambini che non sono adeguatamente amati dai loro genitori, dalle persone che di loro dovrebbero prendersi cura, bambini migranti costretti a vivere situazioni drammatiche o che purtroppo perdono la vita in quegli attraversamenti del Mediterraneo, e le immagini credo sono negli occhi di tutti quanti noi, e tanto altro ancora, la tutela delle ragazze rispetto alla violenza, la tutela delle donne rispetto alla violenza. Questo è l'impegno che io ho scelto e che, ripeto, porto avanti rimanendo sempre me stessa. Qualcuno pochi giorni fa mi diceva: lei è rimasta se stessa, anche se è, fra virgolette, in politica.
Io sono me stessa, io ho portato e porto sempre i miei valori, il mio impegno, la fortuna di aver avuto dei modelli di persone meravigliose che sento sempre accanto a me e che mi danno la forza di continuare a portare avanti questo impegno, sempre con un sorriso e con un messaggio di speranza. E allora, e chiudo, io vi ringrazio davvero, davvero, Presidente, davvero tutti i governatori presenti e tutti i soci. Vi ringrazio perché questo premio mi emoziona e come dire, mi riempie però anche di gioia e mi dà un'ulteriore carica a continuare a portare avanti questo impegno, a continuare a lavorare per questa terra, a lavorare per i più giovani, per i bambini, per tutelare quelle persone che vivono situazioni drammatiche e che vivono situazioni di fragilità. È un grandissimo onore che ha un valore aggiunto e davvero mi fermo. Le circostanze della vita a volte ci riuniscono con una sorta di fil rouge e c'è anche qui, e c'è anche oggi. La terza persona, che poi io direi la prima persona che riceve questo premio, è Papa Francesco. Ed è bellissimo questo perché Papa Francesco alla prima uscita, non era ancora neanche passato un mese dall'avvio del suo pontificato, volle andare, e io ricordo che il ministro Severino mi chiamò un po' giustamente emozionata e agitata dicendo: dottoressa Chinnici, abbiamo una cosa importante perché bisogna organizzare il fatto che Papa Francesco, la visita di Papa Francesco in occasione della Pasqua all'Istituto Penale per i Minorenni di Roma. Volle andare per primo dai ragazzi, quei ragazzi per i quali io lavoravo da tanti anni, e volle portare loro un messaggio di fiducia, un messaggio di speranza. E quindi oggi ritrovarci con in questo momento, con questo riconoscimento di impegno per me e con questo premio veramente alla dimensione di impegno eccezionale che è quella di Papa Francesco, accomunati da questa attenzione ai ragazzi, è veramente un valore aggiunto. E ricordo Papa Francesco disse a questi ragazzi, fece la lavanda dei piedi ai ragazzi e poi, guardandoli ciascuno negli occhi e trasmettendo una grande forza, disse loro: ragazzi, non fatevi mai rubare la speranza. E questo è quello che anche io dico ai ragazzi, aggiungendo una cosa però, e la aggiungo anche qui: quella speranza deve essere sorretta dall'impegno e dalle responsabilità di tutti noi con cui dobbiamo accompagnare i nostri ragazzi verso il loro futuro. E quindi il Lions, che io conosco bene, esprime veramente in termini concreti impegno e responsabilità. E quindi grazie davvero per questo riconoscimento. Il governatore consegna la Medal Jones all'onorevole dottoressa Caterina Chinnici. Questo per me è un motivo di orgoglio, io non lo tolgo più, davvero. Grazie. Passare la parola, siccome come vi dicevo Papa Francesco lo faremo poi di presenza, mi piace dirvi che nel mondo Papa Francesco non ha mai avuto un Medal Jones, perché il primo lo avrebbe dato voi. Scusa governatore, ma anche noi abbiamo un extra. Allora invito i miei amici Diego Taviano e Luciano Calognato e me stessa, vi chiedo di poter scendere anche qui. A Mariella Sciammetta, che in un periodo di grave vulnerabilità è stata guida nel distretto 108 YB con onore, presenza, sensibilità, determinatezza.
Per il suo quotidiano e vitale impegno profuso nella promozione della solidarietà e del valore etico, Diego Taviani, segretario distrettuale, Luciano Calunniato, tesoriere distrettuale, Lucrezia Lorenzini, cerimoniere distrettuale, porgono la Melvin Jones Fellowship. Il governatore procede alla consegna delle Melvin Jones Fellowship. Chiamo per un progressivo, diciamo all'italiana, Salvatore Giacona, past presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108 Italy. Procedere alla consegna, desideravo dire che dopo le personalità che abbiamo ritenuto di individuare nella società civile per il loro impegno, abbiamo poi individuato dei Lion che con la loro vita, con il loro impegno, testimoniano di essere veramente al servizio del mondo. Ovviamente non potevamo fare tanti Melvin Jones per quante sono le persone che lo meriterebbero. Però è un progress, si comincia, vedete, io stessa ho fatto il governatore, il mio primo Melvin Jones l'ho ricevuto oggi, 15 settembre, ci insegna anche questo, che dobbiamo servire, avere pazienza, umiltà e sapere anche attendere. Grazie. Salvo Giacona, grande conoscitore del distretto, al servizio di tutti, presenza che testimonia un impegno continuo. Lui vive di pane e latte, quindi a chi se non a lui? Non si mette. Ovviamente non c'è la tavoletta perché non so quanto è progressivo, anzi molto progressivo. Molto progressivo. Francesco Cirillo, governatore eletto per l'anno sociale 2021-2022, distretto 108 YB. Anche lui pluri-Melvin Jones, ma ci tenevo perché è veramente un grande Lion e sono felice di affidare a lui il distretto. Maurizio G. Pilaro, primo vice governatore eletto del distretto 108 YB. Fatto? Grazie. Appunto. Grazie Maurizio, a nome di tutti, grazie.
Graziano, segretario distrettuale. Adesso lo stacco. Loro però mi hanno anticipato. A Diego, che è stato veramente una persona straordinaria, perché mi ha seguito quest'anno con una dedizione e ha seguito tutto il distretto con dedizione e spirito di servizio ineguagliabile. Grazie Diego. Luciano Calunniato, tesoriere distrettuale. Ha gestito le finanze e lui l'uomo dei soldini, lo ha fatto bene e ti ringrazio per come l'hai fatto e per quanto sei stato vicino a tutti. Hai chiesto ma hai anche dato. Bravo, bravo. Lucrezia Lorenzini, cerimoniere distrettuale. Dai, inappuntabile cerimoniera. Veramente straordinaria, ha ridisegnato la figura del cerimoniere rappresentando e raffigurando stile, eleganza e cultura. Prego. Grazie. Non vedo più, scusi, io le esigenze fotografiche impediscono il valore della rete. Gloria Caristia, presidente distretto Leo. Gloria mi ha accompagnato, non la guardavo quando avevo bisogno di freschezza e ho trovato quegli stimoli importanti, grazie. È il primo, siamo Poi ti giri un po', Gloria. Gloria, se ti giri. Luigi Nicata, coordinatore distrettuale GLT. Luigi da anni si dedica alla leadership, lo fa con grande dedizione e quindi anche tu, ma non potevamo avere lui, qua Luigi. Grazie Luigi. Antonio Bellia, coordinatore distrettuale GMT. Ad Antonio non glielo dovevo dare, perché mi faceva venire le palpitazioni con questi numeri, più 10, meno 2, più 5, non ce la faccio più, però ti premio perché sei stato sul pezzo in un modo incredibile, veramente. Dov'è? Eccolo. Salvatore Flescia, coordinatore distrettuale GST. Lo posso chiamare maestro? Sono stata sua allieva, con grande piacere. Salvatore Ingrassia, past governatore del distretto e direttore centro studi sull'associazionismo Edoardo Grassi. La giusta chiusura all'uomo che ha seguito come direttore del centro studi e si chiude perché da quest'anno ha cessato dall'incarico e quindi era un atto dovuto da parte del distretto. Grazie.
past governatore distrettuale e coordinatore del distretto per LCAE, Mister Dollaro. Per la tenacia, per la forza e la determinazione sempre che hai da parte nostra, ma ti ringrazio la Fondazione. Grazie, grazie. Siamo in $600.000. Siamo arrivati a $600.000. Walter Buscema, responsabile della comunicazione e direttore della rivista distrettuale. Arriva Walter, ha comunicato tutti i servizi, ha fatto molto bene divulgando una bella immagine di lionismo, di servizio e di passione. Grazie. Mauro Fazio, vice segretario distrettuale. Mio compagno. Abbiamo seguito corsi insieme, ma è maestro in tante cose. Yuri Paratore, addetto sito internet distrettuale e social network. Con il quale e quindi se vuole ci può mettere in ginocchio in 3 secondi, quindi meglio che ce lo teniamo buono. Grazie. Umberto Vanella, responsabile area fame. Dove sei, Umberto? Umberto Vanella ha seguito il progetto pilota Area Fame, avete visto già fuori questa cucina mobile che ci consentirà di fare veramente service importanti. Pensate che il Lions ce l'avremo disponibile 60 giorni in un anno, quindi diamoci da fare, facciamo lavorare anche Umberto che coordinerà tutto questo ambaradan che abbiamo messo su. A te. Andrea Donsi, responsabile area ambiente. Andrea è stato responsabile dell'area ambiente, ha lavorato veramente invito al silenzio. Ha lavorato tantissimo. Abbiamo sentito parlare, scusa governatore, abbiamo sentito ripetere più volte il termine rispetto. Grazie. Anche questa è una forma di rispetto. Andrea ha seguito l'area ambiente, ha sviluppato insieme a lei un progetto che è arrivato anche al multidistretto. Gli sono grata perché ha fatto un lavoro importante che mi ha anche aiutato nel mio impegno multidistrettuale, e comunque questo è da parte di tutti i Lions siciliani che ti riconoscono quello che hai fatto. Daniela Cannarozzo, delegato service distrettuale, aggiungi un posto a tavola. Aggiungi un posto a tavola, mi viene la canzone di Dorelli, no? Abbiamo distribuito pasti, abbiamo distribuito cibo. In una sola giornata, il 21 marzo, circa 8.000 pasti. È stata una macchina da guerra del bene per chi ne aveva bisogno. Grazie Daniela, grazie di cuore. Mirella Nimma Fulveri, delegato al tema distrettuale, la Sicilia tra disuguaglianze e diversità. Mirella, dove sei? Abbiamo parlato di disuguaglianze, abbiamo parlato di diversità, abbiamo combattuto la nostra battaglia quest'anno, ma continueremo perché si riducano le disuguaglianze e si esaltino le diversità. Grazie per quello che hai fatto a me. Te l'ho zitto. Primo slide. Scusa.
Maurizio Gaspina, delegato Lions Day. Sapete, il Lions Day è una giornata di festa incredibile, l'abbiamo fatta anche quella online, uno sforzo enorme, solo lui lo poteva fare, solo lui, veramente, ed è stata una giornata bellissima. Grazie, grazie da parte di tutti perché ci hai fatto vivere una giornata. Roberto Malfitano, delegato giornata dell'investitore. Roberto, se i numeri crescono lo dobbiamo al GMT, ma lo dobbiamo anche a Roberto, perché è stato veramente un catalizzatore, chiamando, telefonando, grazie, grazie. Eccolo, grazie. Invito il governatore a rimanere lì e invito il past direttore internazionale Domenico Messina ad avvicinarsi al governatore anche per la consegna di un Melvin Jones progressivo. Poi, certo. E allora? No, va bene. C'è un'altra consegna di un progressivo Melvin Jones per il nostro governatore. Sono veramente onorato di poterle appuntare questo riconoscimento, ma vorrei spiegare ai nostri gratitissimi ospiti e ricordare anche a tutti gli amici Lions. Vedete, tutti sappiamo anche non Lions che questo è il più alto riconoscimento perché porta il nome del nostro fondatore, infatti è la Melvin Jones Fellow. Ma quello che mi piace ricordare è che avete visto come sono stati riconosciuti una serie di personalità e di amici che si sono impegnati, ma dietro questo premio, che ha un valore simbolico per noi importante e anche ed etico, c'è anche un contributo economico importante. Il distretto in questo giorno manda, proprio per riconoscere questi amici, circa $25.000 alla nostra fondazione, e quindi si riconosce il valore di una persona dedicandogli qualcosa che farà del bene in tutto il mondo, e questo è veramente molto importante. Un'altra cosa che mi piace ricordare e raccontarvi: la targa del mio primo Melvin Jones sta appesa nella parete del mio studio, e quello è un simbolo a cui io guardo spesso quando ho bisogno di ispirarmi, quando hai momenti di difficoltà, come il collega ci ha raccontato nella sua vita quanti momenti di difficoltà ha avuto e come poi è riuscito. Allora quello è veramente un segno, un simbolo che permette, a volte però leggendo quello che c'è scritto, cioè che ci è stato dato per riconoscerci i nostri servizi umanitari, ecco, a volte mi assale un senso di limitatezza, di inadeguatezza. La frase è troppo grossa per quelle che sono le mie vere capacità, ma allo stesso tempo mi responsabilizza e mi permette di andare avanti con più energia e più grinta. Mariella, auguri e complimenti. America fa cose troppo importanti.
scaletta perché deve andare via e chiamo il dottor Antonio Leonardi in attuazione del progetto Gentilezza, Ecco qui, perché è Antonio. costretto ad andare via, è il responsabile. Sono i che vogliamo far avvicinare, Sì, i grazie. volontari che sono presenti, che ne abbiamo anche Lions volontari, per esempio ad Argisa, per esempio Giovanni del Mister Bianco, quindi vedete come si fondono anche le esperienze del volontariato. Lui è un Lions, lei è una Lions, ma contiamo di avere sempre più sinergia e sempre più impegni. Avete visto che fuori abbiamo messo, e stamattina abbiamo fatto benedire delle macchine, delle autovetture che trasporteranno le persone che vivono più nell'entroterra, nei luoghi più distanti dai centri di cura, per poter fare delle cure necessarie, in particolare le cure oncologiche. Quindi io passo la parola ad Antonio, intanto lo ringrazio per questa sua disponibilità e per quello che faremo di ora in avanti per le persone fragili. Grazie a tutti, grazie a nome del Corpo Italiano Soccorso dell'Ordine di Malta, di cui io sono responsabile della Sicilia per questo progetto. Ordine di Malta che è a fianco a Lampedusa in tante parole di emozione che noi abbiamo. Stamattina c'era anche un nostro medico in tenuta volo che lavora qua presso il secondo nucleo volo. Il percorso Lions è molto vicino a quello del CISO, ma noi abbiamo una fondamenta cristiana che caratterizza da molto tempo questo. Molte parole le ho viste, molte braccia le abbiamo allungate in quel mare del Mediterraneo che è segno veramente di confine o di vicinanza. Mi sono emozionato perché anch'io ho ascoltato molti medici che sono andati a Lampedusa, giovani ragazzi alle volte prime esperienze su cui il rapporto di fiducia che il CISOM ha con queste persone è dare carità e dignità a tanti altri, a tanti che sono nati da un'altra parte. Oggi il percorso è stato un po' diverso, abbiamo fatto un percorso sulla gentilezza, noi li chiamiamo i nostri signori malati perché facciamo come Ordine di Malta, facciamo degli accompagnamenti verso Lourdes ma anche verso Assisi, quindi per noi questo fondamento e questa parola gentilezza ha un valore, una dignità veramente importante. Il progetto è nato in Sicilia, una terra impervia, non è una terra semplice, è una terra in cui fare rete, fare sinergia, sta a ognuno di noi, tendere la mano, come a un migrante tendiamo la mano nel Mediterraneo e sappiamo cosa significa nello sbarco di una 300 o di una 400, sicuramente è un valore aggiunto. Questo progetto di cui sono stato incaricato per me ha un valore enorme. Ringrazio tutti voi, il grande sforzo che sono stati fatti e per la vicinanza dei Lions che stanno dando verso il CISO, ma anche al nome del capo raggruppamento che in questo momento non è potuto venire, che è di Palermo, e anche al nome del direttore che è a Roma e non è potuto intervenire. Grazie. Diego Tagliano sarà il referente del progetto Gentilezza, l'abbiamo indicato nella convenzione, per cui lui che è come se fosse la mia stessa persona, che sa quello che desideriamo, si interfaccerà con voi perché possiamo arrivare veramente laddove c'è bisogno. Grazie. Aspetti anche a testimonianza dell'impegno preso col governatore Sciammetta, il bidoncino del suo anno sociale. Mariella, vorrei fare una fotografia? Sì, prego. Grazie a lei, dottore. Ok, grazie a voi. Grazie. Ci vediamo. Governatore, ti invito oggi, è un po', chiamo il Presidente Distretto Leo, Gloria Caristia.
Prego, Gloria, velocissima. Tutti veloci. Scattante. Ricordatevi che ci stiamo preparando per le Olimpiadi. Andrea. Buongiorno a tutti, carissimo governatore, scusate per le spalle, mi metto di qua, buongiorno a tutti davvero. E intanto volevo ringraziare Mariella e tutti voi per quanto avete fatto quest'anno, perché davvero le Lions abbiamo lavorato in piena sintonia. Il Mary Jones non me l'aspettavo, è stata un'emozione unica e vi ringrazio davvero, perché io ho sempre pensato che la strada alle Lions deve essere una strada comune. E quest'anno è stato così. Prima di salutarci in chiusura, l'anno scorso con Mariella ho avuto il piacere di iniziare, oggi ho il piacere di concludere quest'anno sociale. Io avevo piacere di donare a Mariella e ad alcune persone che mi hanno accompagnato in questo percorso alcuni cadeau, se così possiamo definirli, per ricordarci sempre che lo spirito e la fattività del Lions e del Leo però continuano nel tempo. Quindi mi avvicino a prendere ho fatto fare una targa per Mariella e volevo leggerla perché queste parole sono scritte ma sono state pensate, sono state dette con il cuore per tutto quello che ha fatto per me quest'anno e per tutto quello che ha fatto per noi Leo, perché per me è stata, oltre che un governatore, se lei mi concede oggi questo strappo alla regola, anche una mamma e un'amica, nei momenti belli e nei momenti brutti. E così, lei è semplicemente Mariella. E io per questo ho scritto al governatore del distretto Lions 108Y Sicilia, Mariella Sciammetta, per la presenza, l'affetto, la vicinanza e lo spirito di servizio dimostrato. Con stime ed affetto, Gloria. Questo è il mio guidoncino, l'organigramma è un pensiero di quest'anno, perché ancora con Mariella non avevamo avuto l'occasione di poterci incontrare, ci siamo viste solo virtualmente, quindi oggi colgo l'occasione, grazie al suo consenso, di poterlo fare. Però ci sono delle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, oltre a Mariella, che ci tenevo a ringraziare e le chiamerò tutti insieme per cercare un pochettino di ridurre le tempistiche, perché so che come per me le tempistiche sono molto importanti. Innanzitutto colgo l'occasione per salutare e ringraziare per la sua vicinanza e presenza costante al Presidente Grimaldi, e non appena avrò l'occasione, visto che è collegato con noi virtualmente, di poterlo consegnare anche a lui. Ci tenevo a dare dei cadeau anche al past direttore internazionale Domenico Messina, che lo invito ad avvicinarsi, al past presidente del Consiglio dei Governatori Salvatore Giacona, all'immediato past governatore Angelo Vollura, al governatore eletto Francesco Cirillo, al secondo vice governatore nonché primo vice governatore eletto Maurizio Gibilaro, al secondo vice governatore eletto Paolo Valenti e a tutto questo fantastico team che ha collaborato con noi Leo, ossia Diego Taviano, segretario distrettuale, Luciano Calugnato, tesoriere distrettuale, e la carissima Lucrezia Lorenzini.
sono altre due persone che volevo ringraziare, che hanno fatto parte lo stesso della squadra per quello che hanno fatto, e sono il direttore del centro studi Edoardo Grasso, Salvatore Ingrassia, nonché past governatore, e il past governatore Vincenzo Spada, che ci ha accompagnato con la fondazione. Mia mamma stamattina fa da cerimoniere. Grazie. No, lei si accende. Grazie di tutto, grazie per questo momento e non finisce qua. Buona continuità e buon servizio a tutti. Vive Lions e Leo, grazie. Invito il governatore a rimanere nella sua postazione per altri riconoscimenti. Saranno consegnate delle targhe e invito Giuseppe Panzaperla, vice segretario distrettuale. Walter Navica, vice cerimoniere distrettuale. Ciro Mosca, delegato per le organizzazioni e le manifestazioni distrettuali e multidistrettuali. Claudio Vetrano, delegato Comitato Tecnologia e Informatica. Chetti Tamà, delegato Comitato Divulgazione e Immagine. Salvo Criola, responsabile area comunità. Anna Sparacino, responsabile area scuola. Vera Trassari, responsabile area salute. Vera Trassari. Daniela Randazzo, responsabile area vista. Giuseppe La Spada, responsabile area giovani e sport. Zina Corso d'Arca. Zina Corso d'Arca è il delegato per le iniziative di solidarietà per i paesi nel bisogno. Giuseppe La Spada. Silvana Schechter, delegato Service Nazionale, le 4R per salvare l'ambiente. Aspetta, Ciro Mosca. Ciro Mosca. E allora, nel contempo leggo la lettera pervenuta dal professore Giuseppe Grimaldi, che è il former International President. Scrive e leggo: cara Governatore, è con piacere che appludo alla presente due Certificate of Appreciation
che il presidente internazionale Byung Yul Choi, su sua segnalazione e mio interessamento, ha fatto pervenire per i Lions Ciro Mosca, Vincenza Corso d'Arca, in riconoscimento dell'egregio lavoro svolto in questo anno fiscale. La prego pertanto di volerli consegnare con le mie congratulazioni ai due interessati nel corso dell'ultimo gabinetto distrettuale da lei presieduto. Presidente internazionale per Zina Corso d'Arca, che ricordiamo per il progetto Kutu. Tra poco daremo a tutti i club che hanno partecipato la patch da mettere ai labbari. Il progetto Kutu ci contrassegnerà ancora una volta come grande associazione internazionale nel mondo, perché andremo a costruire proprio in Kutu un dormitorio, e l'autrice di questo bellissimo disegno, di questo progetto è Zina Corso, una Lion di eccezione, alla quale non manca nulla. Forse mancava l'apprezzamento del Presidente internazionale che è arrivato. A te Zina, e assieme a questo Enzo Spada per la Fondazione ti consegna anche la PIN meritatissima. Lo stesso apprezzamento da parte del Presidente internazionale per Ciro Mosca, un uomo che lavora incessantemente, che sta sempre dietro le quinte, ma che ci consente tutto questo. Grazie di cuore. E anche a Ciro da parte della Fondazione il riconoscimento e la PIN. La foto. Concludiamo con il riconoscimento delle targhe. Richiamo Silvana Schechter, credo che non ci sia, Paolo Valenti, delegato tema studio nazionale, tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, acqua virtuale, necessità reale. È rientrato Claudio Vetrano, è anche un soggetto mobile, perché va e viene dall'ufficio che presiede magnificamente. Grazie. Grazie. Bene, adesso mi pare che è il momento del video, perché è il momento del Presidente. No, ancora no, Governatore, mi dispiace. Non è il mio forte. Il Governatore, sei risalita celermente, e celermente dovrai, mi dispiace, ridiscendere. Invita ad avvicinarsi Maria Concetta Sallicano, responsabile dell'archivio storico di Noto, per la consegna di una spilla. Volevo dire a tutti, venite a Noto, la nostra casa è l'archivio storico, è la nostra casa di tutti noi. Venite, appena sarà possibile con la pandemia, vi aspetto, è molto importante. Grazie. Grazie a te per il consenso. Chiamo Maria Briguglia, delegata Service Site for Kids, e Giuseppe Reale, delegato Screening Audiologici, per una spilla Service Excellence. Non so se ci sono, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, a questo punto il Governatore può rientrare nella sua... Chiediamo al Service di mandare il primo video. Il primo. Sei mai chiesto del tuo destino?
di abitare. E l'infinita pazienza di ricominciare. E il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare la sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. E la fatica e la forza di chi sa perdonare, è la fragilità che ti rende migliore, è l'umiltà di chi non ha mai smesso di imparare, di chi sacrifica tutto in nome dell'amore, la fedeltà di chi crede che non è finita, la dignità di portare avanti la vita. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Noi siamo il dubbio, l'incertezza, la verità, la consapevolezza. Noi siamo tutto e siamo niente. Siamo il futuro, il passato e il presente. Siamo una goccia nell'oceano del tempo, l'intero universo in un solo frammento. Siamo le poche cose che contano, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Avete fatto non poche cose che restano, ma tante cose che restano e che contano. Grazie, grazie veramente di cuore. Questo momento ve l'ho voluto regalare prima di passare alla consegna di un ricordo di questo anno, unitamente per i club che vi hanno partecipato, le patch per raggiungere un posto a tavola e per il CUTU, per il dormitorio del CUTU. Quindi io prego sia Enzo Spada che Vincenza Corso d'Arca di venire qui insieme a me, che Daniela Camarozzo, di venire qui insieme a me per riconoscere ai club quello che hanno fatto attraverso i loro presidenti. Ecco, vi prego, presidenti che siete qui, di portare il ringraziamento del governatore a tutti loro per quello che hanno fatto. Quindi chiedo ai presidenti di clubs che adesso chiamerò di avvicinarsi con il proprio guidoncino per lo scambio in ordine, possibilmente anche in silenzio. Aci Castello, Riviera dei Ciclopi, Riccardo Gula. Calogero Bacanella, Aragona Comitini, Grotte Racalmuto Zattare. No, deve fare vicende non le detto. Grazie. Aspetta. Aspetta, Marilla. Troppo brusio in sala, grazie. È stata già nominata.
Agrigento Osto. Barbara. Grazie per questo omaggio. Ah, forse è spento? Soldano Rinisti, Cotorella Cirilli, buongiorno. Io direi che è inappropriato dire che io consegno un dono, ma nemmeno io, ma tutta la quinta circoscrizione, ma anche tutte le circoscrizioni distrettuali. Il dono ce l'hai fatto tu, governatore, perché fino all'ultimo ci hai dato l'opportunità di servire. Quindi ringrazio io tutti i soci per la generosità, ma hanno colto il tuo regalo come un servizio, quindi il dono è il tuo, l'hai fatto a noi, quindi ti diciamo grazie. Ricollegandoci a Domenico Messina, il direttore, che ieri diceva cos'è essere un Lions? Essere un Lions è fare servizio ogni giorno, e noi fino all'ultimo giorno di quest'anno sociale abbiamo fatto servizio, quindi siate orgogliosi tutti, io sono orgoglioso della mia circoscrizione e del nostro distretto. Grazie. Grazie Andrea, io vi ringrazio ancora una volta perché avete assecondato il mio grande desiderio. Vedete, per me avere qui Cristina Lucanto è un momento imprescindibile, non poteva passare quest'anno di lionismo senza di lei, senza una persona che rappresenta una parte importante della mia vita. Io ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere lei, il professore Magazzù, perché in quel reparto c'è una parte importante di me. I malati di fibrosi cistica sono persone fragili che hanno fame d'aria, diciamo noi, hanno difficoltà a respirare. A noi il respiro sembra una cosa facile, lo facciamo in maniera automatica, ma cerchiamo di stare per un attimo senza respirare e cerchiamo di capire cosa significa stare tutta la vita in quella maniera. Però per queste persone ci sono angeli, ci sono ricercatori, ci sono persone che si dedicano a loro con grande passione e impegno, e una di queste è Cristina. Il professore Magazzù oggi non è potuto venire, ma Cristina rappresenta veramente una professionista, un medico che dà la sua professione, dà la sua grande umanità a persone che hanno bisogno. Io ho avuto la fortuna di conoscere questo reparto perché ho avuto la sfortuna di avere un fratello affetto da fibrosi cistica. Non so se è presente, mi ha detto che se poteva è venuto, c'è. Il fatto intanto che sia qui per me è una grande fortuna e ringrazio il Signore per questo, perché qualche anno fa... Scusa governatore, posso chiedere a Pippo di avvicinarsi? Se c'è, fa piacere. Se Pippo è perché anche lui è un testimonial, è una persona che si è prestato sempre anche alla ricerca, è una cavia, diciamo così, perché lui alla sua età, a 61 anni adesso, e non si arrivava mai a questa età perché colpisce la fibrosi cistica, che è una malattia pediatrica, e quindi se arriva a questa età dobbiamo ringraziare il Signore, dobbiamo ringraziare la ricerca e dobbiamo ringraziare persone che sono state vicine. Noi qui vogliamo testimoniare la speranza, la fiducia. Oggi abbiamo ascoltato la messa, non abbiate paura, abbiate fiducia, abbiate fede. Questo vogliamo dire, eccolo qui. Qualche anno fa questo non sarebbe stato possibile, adesso è possibile perché la ricerca
ha permesso che con una pillola che si assume tutti i giorni di poter rimettere a posto qualcosa che non funzionava. E allora abbiamo anche la notizia che questo farmaco qualche giorno fa, vedete la vita, che immensità che è, qualche giorno fa questo farmaco è stato messo a disposizione di tutti, quindi applaudiamo alla vita, applaudiamo alla ricerca, applaudiamo alla fiducia. Non bisogna perdere mai la speranza, bisogna, quando abbiamo una persona che soffre nelle nostre famiglie, dai nostri amici, dobbiamo essere forti per loro, perché ce la possono fare, ce la devono fare. Il nostro amore li aiuta a guarire oltre le medicine, quindi ecco perché abbiamo pensato alla fibrosi cistica. Sapete, Cristina vi dirà che cosa serve questo. Quando lui doveva fare l'emocassi mi diceva fatelo tu. Ma come me lo faccio io? No, fatelo tu, era per dirmi, è una cosa fastidiosa, e se lo dice un uomo a più di 50 anni, a 60 anni, immaginate quanto è fastidioso per un bambino. Con questo che ci siamo regalati, che mi avete regalato, e siete stati immensi, non c'è bisogno di fare cercando l'arteria piuttosto che la vena più semplice. E quindi grazie veramente di cuore, grazie a nome di tutti i bambini, di tutti gli adulti che ne hanno bisogno, e quindi capite che mi avete regalato un pezzo di vita, un pezzo di storia, perché l'associazione fibrosi cistica che io rappresento, con la quale mi devo un po' scusare perché forse li ho un po' trascurati, ma che sono anche nel mio cuore, oggi rappresentata da Cristina, si riceve questo monitor transcutaneo e poi lo doneremo nei tempi dovuti direttamente al reparto, perché loro ne faranno uso, lo hanno già visto, e quindi è un regalo che coglie sicuramente nel segno. Grazie a te. Buongiorno a tutti, certo parlare dopo persone come il dottor Bartolo e la dottoressa Chinnici, tutti presenti, mi imbarazzano un po'. Io rappresento dei pazienti e sono qui a ritirare uno strumento che è molto importante perché evita tanto dolore. Questi ragazzi sono già addolorati per la loro malattia, e questo è un piccolo regalo che poi insomma, che renderà loro meno sofferenze. Io sono una persona molto fortunata, sono stata fortunata perché ho incontrato questi pazienti e grazie al professore Magazzù sono diventata quello che sono, e poi ho incontrato Mariella che è veramente quello che io vorrei essere, no? Una persona sempre ottimista, di grande cultura e di grande generosità. Io ringrazio tutti veramente di cuore. Come tutti i regali. Questo è un monitor che misura la biblioteca carbonica transcutanea, per cui evita di andare a prendere il sangue arterioso direttamente dall'arteria, e l'arteria siccome è la sede dove sono
dove ci sono le terminazioni nervose. I pazienti che hanno la necrosi cistica, diciamo quelli che hanno delle forme più avanzate, lo fanno quotidianamente questo esame, per cui è un grande risultato, insomma. Grazie ancora. Grazie Cristina, grazie Pippo.